quando ho cominciato a me, io ero grande così. Vale a dire 61 anni fa. Non avevo neanche ancora 14 anni. Con un vecchio pastore sarai andato. Con mio cognato. Sono andato in montagna sul Grappa per cambiare le arie perché io ero stato malato. A mia casa non sono più tornato. Sì, ho già proprio la malattia, ho già fatto. Per stare con le piegole. 67 ero in a Cimolais, Nella Brigolina. in Brigolinuta di Cloud. Sì, che ancora il sentiero che ti passi in mezzo alle munghe. Sì. Ma racconta. Brigolina grande. No, Brigolina piccola, Piccola? Brigolinuta Sì, di Cloud. sì. Brigolina di Cimolais, Sì. l'enaltra cosa. Sì. L'enaltra cosa, non so se te li abbi fatte tutte e due. Sì, quella grande siete stati un anno. Io sono poi stato, a Erto. mentre dico sono stato un anno solo, sono stato a 67. Dunque che ne aveva 150 me cugnà, l'altro 300, sui 800 che ne avevamo. Pascolavano a Brigolina piccola. Sì. Pare ciambelle che... Non so quanta che ne è rimasto su per quell'anno là. Qui di Claudio era... E dopo sono capitato qua in Biancavallo, 68, quando che Pordenone è passato provincia, ero insieme, sul Grappa ero insieme con un mio cugnato che dopo che ha comprato le pecore da latte, e si è messo a mangiarle. Del 67 che ero qua ero con un altro mio cugnato, che aveva le piegole bianche come che avevamo adesso, insomma. E dopo il 68 sono tornato. Sono venuto qua su insieme con mio cognato e piegole da latte, che facevamo il formaggio. No, appena d'ora di Abornas, prima di arrivare in Piancavallo. Non c'è più niente. Che c'è le conche, dopo che c'è che altra la strada panoramica che passa dalle antenne, che allora non c'erano. Noi che era quella. Io che ho messo su dopo. E che era sta casera messa di roccata, l'abbiamo messa a posto in qualche maniera, l'avevamo messa là in strada. E Pasqua era buonissimo, guarda, perché era più cura. Beh, questa qua no, era un po' scarsa, diciamo. Ma dopo che avevamo anche quell'altro, che è Marghetta de Sora, era molto coltivate. E tutti i colletti, che erano stelle alpine dappertutto. Ma che erano anche i raccoglitori delle stelle alpine, tutti da Giais. Ogni tanto te vedi qualche fuga e delle divise grigie. Dio madonna. Perché si arrivava su tardi, si arrivava su così a fine di maggio, quasi ben che a 1000 metri. Ma è fredde queste montagne che vanno ancora adesso. Allora andavo in Teglara, Palis e dopo andavo su in Forchia, a Ovaro. Sì, dopo quando hai cominciato a arrivare te, Sì. e ora siamo andati, Quando sono arrivato abbiamo fatto il passo Rest, Sì. era il mese di agosto, era, la festa di Ferragosto, era lì di Ferragosto. E resta Ferragosto. Che, Festa. e se che avevamo fermato dentro il tagliamento no, la sera, perché a mattina dovevamo fare la strada, e che era il paese di fronte, Mione, a Sagra di Ferragosto. E ci ha messo a baiare in mezzo. Sì, lui sì. E ci ha messo a baiare in mezzo ai grave. E dopo siamo andati su
È stata la prima volta che siamo andati in Forchia. Che a momenti soffigaimo tutte le pecore sul tornante. Doveva passare a tutti i costi, doveva passare la strada stretta. Abbiamo messo dal Paese Basso, andare su che abbiamo messo 2 giorni. Non le camminava per niente, caldo. Dopo non neanche abituare, le bestie non abituare a camminare. Ma era caldissimo, vero? Guarda che hanno fatto 5 giorni, no? tosare piegore, dopo tutti sti prai via per... No, Drio che siepe là, guarda. Drio che siepe là. No? Un bivacco, 8 giorni per tosarci a 100 piegore. Si ciappava soldi, si ciappava da lana perché si tosava 2 volte all'anno. Primavera e l'autunno. E con i soldi della lana si faceva le spese tutto l'inverno. Quindi E la veniva a 1.800-2.000 lire al chilo che anni là. Perché avevi 500, ma ora gli era pecore proprio da lana che aveva lana. Fitte il naso e te le unghie. Non so se lui si ricorda. Quando il gatto comincia lui, e gli era già passato con le pecore là, che aveva cominciato con le pecore da tosarle una volta all'anno. E bergamasche, e lamon, e fodate che avevamo. La bergamasca è troppo tarosa, vale a dire che ha molto meno rendita di carne da una biellese, perché ha l'osso grosso. E dopo perché la lana non valeva più niente, e allora siamo adattati sulla biellese, tipo biellese, diciamo, che ti tosi una volta all'anno che fa pochissima lana, no? Gli ultimi anni si portava via la lana, se non ti regalavano a Morea. Portava via 20 quintali di lana e ti regalavano a Morea. E se no ti ha fatto pagare anche quello. Per il fatto che la più grasso quando certo, la lana diventa più grassa, anche cioè è più morbida. Una volta che te la avevi è più morbida. la vedo bene. E i pettenei? Su questo non ti so dire perché non ho mai lavorato lana a me. Era già una rottura dei coglioni a insciaccarla quando gli veniva a tosare. No, neanche a insciaccarla, torno su. Lui che me la imballa con l'imballatrice. Prima ancora dei romani, chi veniva qua a squadra, partiva da Treviso in bicicletta e veniva a tosare qua in Cellina. Una piegora, non so, si ciappava un netto di lana, di paga, e un'altra roba che lo partiva a piedi da Treviso, in bicicletta arrivava qua in Cellina alle 4 della mattina e era da qua. E poi tosava tutto lì, stick, e un netto di lana per pecora. Io aveva 2 manubri di legno e la macchinetta con una mano la teneva ferma quel sotto e con l'altra tagliava. Era veloce e tutti quanti tosava la schiena così, no? E dopo che era uno per Drio che le muoveva perché le ligava per tosarle. E dopo copiava tutto da quel che facevo io. Sono andato a comprare le pecore a Cuneo, quelle rosse, no che sono andato a lui a comprarle dopo di me. E dopo l'inverno che mi ho fatto insieme, che era anche lui, a quei anni là era uno dei stappi più grossi che era in giro. Perché no? Con quei da Padova che ne avevamo 800-900. Tutti ieri con i resi e il gruppo. E poi che mi smischiamo. Se dormivo un quarto d'ora ieri tanto. Sono svegliato neanche appena piegoro. E quell'altro che era sotto il cielo
quel che doveva fare la guardia perché allora non gli era i recinti. E piego per la piazza de Vignan. Dio. E era anche Gustavo che non gli era buono bastardo. Perché metteva i due tocchi di legno per tirarla, perché non gli era buono tirarla. Che la cargava al lupo. Dopo mi aveva domandato se che mi spiegavo la muscia, che avevo operato 2 volte, e la terza che la muscia è mia, faccio quel che voglio io, basta. Eravamo sempre in giro, mio e il lupo, andavamo a vedere i pascoli, no, mio e il lupo. E quella volta del bottiglione? Sì, un bottiglione in testa, ma va. Andava a portare lui all'ospedale, a Spilimbergo. Ma con cosa? A Spal? Dio cane, con suo mano tutto pieno di sangue. La tia è la passione per le bestie. Quando che comincia, specialmente se te cominci da piccolo, da giovane, diciamo. Se te cominci in un'età avanti, te ne freghi anche, ma dopo. Ma se te cominci da giovane, il bello e il brutto. È una vita libera, diciamo, ma con tanti sacrifici. Che scarsea perché pochi, ma io ne ho sempre avuto. Beh, essere come da qua e fuori al cortivo, a trattoria, e mi qua, fame, non posso muovermi a alzare le pecore da sole. Io avevo una pecora che era stata levata col ciuccio, no? E la mi veniva sempre di Rio, la avevo sempre di Rio. Mi mettevo in strada, la veniva di Rio e via. Una sera, era un passo e dure. Avevo fatto aia del Rio cimitero del paese. Stasera vado al cinema, lì era un paese grosso anche. Stasera vado al cinema, questo vai, ma ora sta fermo che non si muove. Con l'amorosa andavi al cinema? Parto, senza che mi vedo, non c'è un tocco avanti a cosa di un culo. E ora che ho portato dentro con me. Sì, l'amorosa No. e la feda. No, hai detto 2 biglietti. No, gli hai detto, non ti faccio pagare. Se stai a trovarmi, non mi Vestito malamente, tutto spaltanato, nero come il carbone, Col tabaro, solo i chiocci, che si vedeva solo che gli occhi. solo i chiocci Aveva degli verdi. occhi- Barba nera così, capelli da qua. Dopo la vedeva la mia macchina in piazza, perché faceva il mercato ora, no, con suo papà, generi alimentari. La vedeva la mia macchina in piazza, la muoveva al banco, la andavo a vedere se mi vedeva in giro. O se no andavo a domenica, siccome chi aveva gli alimentari, no, le botteghe era chiuse la domenica. Restavo senza caffè o senza zucchero, andavo da euro, no? Allora, sì, Scusa, gli era buono per andarla a vedere. bravo. E dopo le ho vendute quando mi sono sposato. Le ho vendute, sono stato 1 anno senza. E dopo ho cominciato a aiutare Memorandi, Giancarlo. E dopo le ho comprate. Quando che sono venuto via, avevo una sporta di scatolette che mi portava Giancarlo. Ma senza ci avete da verderlo. Mi portava ogni un di sì, un di no, dopo 2 o 3 giorni, e mi portava via da mangiare. Mangiare su a Tormento. E da qua arrivare a Maro, È lunga, è un po' lunga, l'11 di ottobre, Che le hai ricomprate. Adesso i pratica tutti 200,
200 pecore a 250.000 lire l'una. Quella volta. Ma che con 200, che ne era? 40 anni fa, giusti? Con i caricati che era 180 agnelli e 40 che aveva ancora da partorire. A primavera gli avevo levato 418 agnelli con 200 pecore. Facevo mesi facevo qua. Penso che sia la sera, è il momento migliore quando ti metti a dormire, adesso ti recinti e ti calma. Se ti voglia ti metti a col fughetto, ti accendi il fughetto, ti fai da mangiare. Una volta era così, ti facevi da mangiare e ti guardavi le bestie, se stavi ferme. Ecco te che avevi la panza piena, dopo te andavi sotto le querte, sotto il telo. Al mattino ti svegliavi con i scarponi che non ti eri buon metterli. O dover impicciare al fuoco per desgastare il telo, se no non ti piegavi per metterlo in cima ai musci. E con le corde di canapa, no quelle di nylon, corde di canapa ghiacciate da tirare. Ti imbastavi i musci, dopo mezz'ora che aveva il basto sulla pancia. Sì o no? Dopo che ne avevo una, la mattina la chiamavo, vieni lei che ti carico, la veniva la sera. Non facevo tempo a chiamarla per scaricarla, veniva per a me chiamava io, che non so scaricarla. Per mia fortuna o sfortuna ho sempre avuto cani, e questo può dirlo anche lui. Ho sempre avuto cani bravi. Ma io ho sempre fatto delle brutte fine. Anche con uno, perché ne aveva uno lui, Whisky. whisky, il Era primo, peggio. un'americana qua là. Bravo. Hai sentito l'odore di una cagna che loro andava via, attraversare la strada, una negra, boom, La via il negra, cane. la lepre è passata. Ti ricordi E ci ha messo a piangere. Che Caricare i musci, i musci che carica sui materassi e su per sentiero. Me e Bruno Fontana. Arriva un tocco su, la muscia patatum, 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 patatum. Sì, in mezzo alle pumue, per fortuna che non si è fatto male. Ho dovuto tagliare la corda e il materasso. Ma è ancora lì. Quindi chi passa di là la vede ancora adesso. Sul sentiero per andare in Valferede de Giais, e ero da solo. Don Muse caricato a Muse, in via per sentiero le andava. A un certo punto si blocca una attacca all'altra, si spinge su un coletto. E ste Muse insieme a un coletto là si attacca a spingere e una va a tomboe e mi sono messo per sotto e dico fermai tutte e due. Magari messo i muscoli delle gambe. Io sentì i muscoli che fanno. Tornare dalla macchina in ginocchio. So che ho tagliato le corde, i basti sono rimasti là, sono rimasti l'auto lì, che avevo la spesa. A volare. No? E ho ritrovato un salame e la bottiglia di cognac. L'ultimo che ho venduto a Pievere, che dopo che ho venduto a Pievere, perché non me ne potevo più di averli. No? Bianco. Al Gades fa la roulotte nella carabaltata 5 volte a un giorno. Non era bianco? Bianco. Renault. E che era, non so come che ha fatto, che aveva nascosto una bottiglia di vino e io ero su a Sedico, Bilbao Sedico, io ero su per lì. Sono venuto a casa la sera dopo aver messo a posto il biglietto, sono venuto a casa per togliermi il gancio del roulotte perché gli avevo rotto quello che era su.
torno su a mattina, non stava neanche in piedi. Alle 4 della mattina partivo da casa, alle 7 ero dai Piegori, 6:30, 7 ero dai Piegori. Ma che aveva una gioca, neanche più buono venire fuori dal roulotte. Questo è un altro che non vuole bravi. Di me non puoi dire che È un altro, un boccetta che gli era grande così, ma gli era come un pevaro. Sempre rumeno. Hai fatto 7 mesi continuati e adesso vado a casa a sposarmi, mi ha detto. No, non sta a andare questo, perché ti trovi in letto con un altro. Lei torna in dopo 2 mesi, capo avevi ragione.